Cioè, è una tradizione che avviene ancora, mi ricordo da Torateo. Comunque dopo restava sospesa perché questa volta non si ricordava più di questa roba. Comunque non abbiamo che morire giumata perché mai come sto anno come bisogna di svegliare a primavera perché con la neve, col freddo, con le intemperie che ha fatto che bisogna proprio che venga fuori il sole e scalda. Che batte? Facciamo testa, testa! Oh, questo come si chiama? Racque? Racquea. In dialetto sì. Una volta come si faceva? Si batteva bussolotti, gommieri, caene, si batteva questo per svegliare a terra, si batteva anche su per i vide perché le vide buttasse fuori i tralci per fare la uva e dopo gli diceva ora marzo che aprile qua, tanta erba per stipra. Ora marzo che aprile qua! Ora marzo che aprile qua! Ora l'erba da stipra! Speriamo che arrivi il caldo e la fauna si sveglia e possiamo vedere questo bellissimo parco finalmente fiorito, che è la cosa più bella che ci sia. A me mi ricordo quando erano questi bambini qua, che aveva questi trottei qua, che mi ricordo me. Dopo, penso che dopo 15 anni così non gli abbia più fatto niente, anche di più, una ventina di anni. E adesso sento qualche paese che la riprende. Ma prima era proprio per ogni colmeo, per ogni paesetto, adesso invece cerchiamo di riprenderla noi altri come gruppo. Intanto si ricorda a roba di una volta, perché era una tradizione. E dopo anche che avevamo questo bisogno di fare esorcismo, caspita, che ora sta primavera viene fuori, con questi avvenimenti che succede, no? Battar marzo o battar qualcuno? Adesso battiamo solo che marzo, perché sia clemente col tempo, dopo vedremo di battere anche qualche d'uni, chissà che cosa si fa.